Straordinario miracolo eucaristico in Venezuela. Salve a tutti carissimi, oggi con grande gioia vi annuncio che il 17 settembre del 2023, quindi qualche giorno fa, si è verificato in Venezuela un altro straordinario miracolo eucaristico. Siamo ad Higuerote, presso la chiesa di Nostra Signora del Carmine e era una domenica ed era in corso la celebrazione della Santa Messa. A celebrare era padre Miguel Marin e durante la consacrazione dell'ostia, quando c'è proprio il momento dell'elevazione dell'ostia tra le mani del sacerdote che appunto pronuncia le parole di consacrazione, ecco che a un certo punto l'ostia ha incominciato a brillare di una luce bellissima e coloro che erano presenti chiaramente hanno assistito a questo evento e sono rimasti veramente un po' disorientati, diciamo, piacevolmente sorpresi, e sono state scattate delle foto di questo fenomeno che adesso vi mostrerò. Le autorità ecclesiastiche locali hanno commentato l'accaduto dicendo che Cristo è luce del mondo, che è venuto a dissipare le tenebre di questo mondo, e questa ostia che tra le mani di questo sacerdote appunto ha incominciato a illuminarsi, vuole essere anche il segno visivo proprio del fatto, ecco, che Cristo è luce del mondo, quindi Cristo anche dal punto di vista proprio materiale ha voluto far vedere la sua natura di luce che dissipa le tenebre dell'errore e del peccato. E che dirvi, insomma, vi lascio a queste immagini che spero possano incontrare il vostro gradimento, il vostro favore, indurvi a una preghiera e a una fede ancora più fervorose. A presto carissimi, santa giornata.